La telesorveglianza fa la differenza nel monitoraggio del territorio. Il Comune di Venezia nei prossimi 3 anni investirà 2 milioni di euro per aumentare il numero delle telecamere diffuse in città, andando a coprire anche le aree periferiche. Attualmente abbiamo già 700 telecamere collegate direttamente alla centrale operativa, le quali ci permettono di avere in immediate le immagini, oltre al fatto importantissimo che servono per le indagini non solo della polizia locale ma a disposizione di tutte le forze dell'ordine, e i reati che sono stati commessi nel territorio, anche quelli gravi, hanno dato esiti positivi al 100% sull'identificazione dei soggetti, ecco, dei presunti colpevoli. Per quanto riguarda appunto le operazioni ad alto impatto, dopo Via Piave adesso state spostandovi anche a Marghera, perché c'è stato come una sorta di travaso. Come sta funzionando lì in quell'area anche per dare risposte alla popolazione di Marghera? Sì, allora le operazioni a alto impatto hanno avuto dei risultati tangibili sul territorio, sono partite da Rione Piave dove erano state segnalate le criticità, si sono spostate poi anche in Corso del Popolo, in quindi altre zone, qualcosa proprio per questa pressione che viene fatta si è spostato sul lato Marghera ma sempre attorno alla stazione, e i servizi sono stati spostati là, stanno dando ottimi risultati anche nella zona di Marghera. Il contributo della polizia locale nel garantire la sicurezza ai cittadini si esplica in molte forme, con un coinvolgimento sempre più ampio anche nell'attività di polizia giudiziaria. Tra poco sarà attivo nei canali del centro storico il bar Cavelox e gli agenti sono dotati di bodycam.